Esordio amaro per il Torino di Camolese, che a Padova subisce l'ennesima rimonta del Cittadella. Non basta la presenza in tribuna di Lorenzo del Grande Fratello, tifoso speciale dei torinesi, e neanche una formazione rivoluzionata con Pinga in campo dall'inizio per migliorare il gioco e i risultati. Il Toro si illude al 20° quando l'arbitro Gabriele punisce con il rigore un contatto tra Svoc e Turato. A nulla servono le proteste dei veneti. Ferrante segna la sua 6ª rete in campionato e si porta ad un solo gol dal capocannoniere Caccia del Piacenza. Le occasioni del Torino si esauriscono subito. A fare la partita è infatti il Cittadella, che non si smentisce e inizia a giocare solo dopo essere passato in svantaggio. Scarpa ci prova al 37° e al 42°, sempre di testa. Nella prima occasione sbaglia tutto, nella seconda sulla linea respinge Bonomi. La ripresa è tutta dei padroni di casa, che al 24° pareggiano con questo bel gol di Giacomin, ottimamente servito da Ghirardello. In campo c'è solo il Cittadella e c'è soprattutto Scarpa, impegnato al 29° a cercare ancora una volta di senza fortuna. Al 35° il gol che vale i 3 punti per la squadra di Glerean. La firma è del romeno Baiku, alla seconda rete stagionale. L'orgoglio del Toro si risveglia nell'ultimo minuto di recupero con Mandelli, ma Turato salva la vittoria del Cittadella. Il Granata che rifulge è quello del Cittadella Padova, capace di un'altra rimonta, la 4ª in questo inizio di stagione, la 2ª coronata da vittoria, è tornato a navigare in una tranquilla posizione di centro-alta classifica. Quello del Toro invece è un Granata scialbo, spento, irriconoscibile. Non è bastato il cambio di allenatore da Simoni a Camolese a far resuscitare una squadra che ha grossi problemi, di personalità, di gioco, anche di tenuta atletica, se è vero che nella ripresa è stata messa sotto nettamente dai ragazzi di Glerean. E pensare che gli ospiti erano andati in vantaggio dopo 20 minuti su calcio di rigore concesso molto generosamente dall'arbitro Gabriele per questa caduta in area di Svoc, venuto a contatto prima con Turato su lancio di Castellini. Dal dischetto Ferrante aveva trasformato con un forte tiro centrale. Il Cittadella però ha reagito, è andato vicino al pareggio 2 volte con Scarpa, la seconda vedendosi il colpo di testa respinto da Mandelli sulla linea. Poi, dopo l'intervallo, è salito in cattedra. L'1-1 è giunto al 24° con un gran tiro dal limite di Giacomin su appoggio di Ghirardello. Giacomin diventato fresco padre di una bambina. Sulle ali dell'entusiasmo, prima Scarpa ha fallito il raddoppio così, poi al 35° il rumeno Baiku, subentrato a Ghirardello e servito magistralmente da Caverzan, ha battuto Bucci. E nel finale, proprio a pochi secondi dal 94°, Turato sulla linea ha evitato il 2-2 su colpo di testa di Mandelli.